L'invito che faccio però è a non utilizzare luoghi comuni e vecchi stereotipi. Dobbiamo superare la logica di un contrasto nord-sud. È un messaggio preciso quello che il ministro per gli affari regionali Maria Stella Gelmini lancia da Belluno, ospite degli industriali dolomitici, per parlare di montagna. Impossibile del resto non rispondere al fuoco incrociato, anche amico, sollevato in queste ore da diversi esponenti politici del Mezzogiorno. Nodo del contendere la bozza di legge quadro sull'autonomia che la stessa Gelmini discuterà il 22 giugno prossimo con i presidenti di regione del Nord, Luca Zaia per il Veneto, Attilio Fontana per la Lombardia, Stefano Bonaccini per l'Emilia Romagna. Un incontro attesissimo ma visto come fumo negli occhi dai colleghi governatori del Meridione. Una cosa ignobile la bollata il presidente campano Vincenzo De Luca, più garbata la ministra per il Sud Mara Carfagna, che però ritiene necessario fissare in via prioritaria il LEP, i livelli essenziali delle prestazioni, e definire l'operatività di un fondo perequativo. Richieste che potrebbero rallentare l'intera partita. Gelmini, dal canto suo, cerca di stemperare i toni, ma non senza una puntualizzazione. Anche in assenza di autonomia mi pare che i divari nel tempo siano cresciuti e quindi io penso che attraverso l'attuazione dell'articolo 116 della Costituzione ci sia la possibilità di delineare meglio le competenze delle regioni e dare risposte a quei territori dove anche alla luce di referendum è stato chiesto un di più di autonomia. Autonomia dei territori sulla quale si è soffermato con la stessa Gelmini anche il sindaco di Treviso Mario Conte in qualità di rappresentante dei comuni veneti. Chiediamo semplicemente come ANCI, che rappresenta tutti i comuni, da quelli montani a quelli di costiera alle città di pianura, che vengano dati gli strumenti per poter continuare ad investire e a creare un futuro dignitoso per questi territori, perché le opportunità ci sono, le risorse ci sono e le idee soprattutto ci sono. A Belluno Gelmini scatta quindi una fotografia aggiornata alla battaglia autonomista, facendo intendere che i tempi sono stretti e che ogni polemica rischia di compromettere l'iter. Noi abbiamo una bozza di legge ma deve essere esaminata dai diversi ministeri competenti, ci sono delle critiche da parte del Mezzogiorno che io ho il massimo interesse ad affrontare, però ecco, penso che se non ci riusciamo oggi dentro una maggioranza così larga, dentro un governo di emergenza nazionale, sarebbe un vero peccato, quindi continuo a lavorare e a confidare che questa legge possa essere portata in Consiglio dei Ministri prima della fine della legislatura.